Daydreamer, anticipazioni del 1° luglio. Aileen distrugge la carriera di Jeanne. In questa puntata Emil Re inizierà a sospettare che Jeanne sia stato danneggiato dalla sua amante Aileen e che ha organizzato un piano a sua insaputa, quindi senza la sua collaborazione. Nel frattempo, Jeanne si troverà ad affrontare momenti difficili per colpa della sua rivale Aileen, che l'ha accusato di aver rubato le foto di un'altra campagna pubblicitaria. Per questa accusa di plagio, Jeanne riceverà una pessima notizia e sarà proprio Metin, l'avvocato di famiglia, a comunicargli che verrà sospeso come fotografo e gli verrà ritirata la licenza dall'Associazione Mondiale Fotografi. Jeanne vede la sua carriera distrutta. Non potrà svolgere la sua professione di fotografo finché non riuscirà a dimostrare la sua innocenza. Sarà Sanem che cercherà di aiutare Jeanne per dimostrare alla commissione disciplinare che è stato accusato ingiustamente. Sanem si servirà della collaborazione di JJ e di Ayan, la sua migliore amica, esperta di computer, e cercherà di capire tramite ricerche sul web chi è la persona che sta cercando di screditare e messo nei guai Jeanne. A questo punto Jeanne sarà furioso e per la troppa rabbia andrà via dall'agenzia. Jeanne sparirà nel nulla spegnendo il cellulare. Nel frattempo, i rappresentanti dell'associazione di fotografi decideranno di dare un'altra possibilità a Jeanne e vorranno interrogarlo per dargli l'opportunità di difendersi dalle accuse di plagio. A questo punto Sanem cercherà di ritracciare Jeanne per informarlo della decisione della commissione che vorrà dargli la possibilità di esporre la propria versione dell'accaduto. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!